Uno schianto terribile e un boato che ha svegliato l'intero quartiere. È accaduto nella notte in Viale Luzzati, capovolta e distrutta la golfe dei malviventi, all'interno due ventenni e un 26enne, tutti residenti nel Trevigiano e appartenenti a famiglie di giostrai conosciuti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Poco distante, ferma sul marciapiede la volante della polizia speronata dai fuggitivi. Una scena terribile, in poco tempo in zona è un via vai di ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. I tre uomini vengono estratti dalle lamiere, uno è ferito gravemente, trasportato in ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ora è in prognosi riservata, condizioni meno serie invece per gli altri due. Anche i poliziotti sono stati portati in ospedale, uno con un trauma al collo, l'altro alla spalla. Sono vivi per miracolo, ci dice il comandante delle volanti, Marco Masia. L'auto della polizia, una vettura blindata, a quella velocità poteva trasformarsi davvero in una trappola mortale. Tutto è partito alle 2:40 quando la centrale della questura riceve una chiamata per una segnalazione di allarme in zona Fonderia. Subito gli agenti si precipitano e vedono un soggetto con una torcia allontanarsi nascondendosi fra la vegetazione. Pochi istanti prima era stato messo a segno un furto in un negozio forzando la finestra e rubando l'incasso. Immediatamente scattano le ricerche. Durante un sopralluogo i poliziotti notano nel parcheggio di via Pisa una Golf che dopo essere stata fermata da una macchina dei carabinieri cerca di scappare. È l'auto dei tre giostrai. Scatta l'inseguimento a folle velocità. I fuggitivi, che viaggiano ad oltre 100 km orari, tentano di speronare la volante. Da via Pisa girano verso viale Luzzati. La macchina della polizia per 2 volte tenta di affiancare la Golf e intimargli di fermarsi, ma il conducente sterza e impatta contro l'auto della polizia che solo per un miracolo riesce ad evitare il muro di un palazzo. L'auto dei giostrai invece abbatte alcuni pali della luce e si schianta contro il muro del negozio. I tre sono tutti in arresto in maniera congiunta da polizia e carabinieri per lesioni personali, resistenza pubblica ufficiale e danneggiamento aggravato. Ora le indagini per accertare se fossero loro ad aver messo a segno il furto in Fonderia e se con loro ci fossero altri soggetti coinvolti. L'auto dei malviventi è sotto sequestro. La polizia ha già acquisito le immagini di videosorveglianza sia di via Pisa che della zona della Fonderia.